siamo di fronte a dei fenomeni che lasciano molto perplessa la comunità, i cittadini, i nostri ospiti. La maleducazione, ahimè, insorge. E quando è troppo, parcheggi trasformati in area camping dove ognuno si sente libero di fare qualsiasi cosa, anche di dedicarsi all'igiene personale, bivacchi improvvisati in pieno centro, outfit oltre ogni limite di decenza. L'amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo ha detto stop, l'ha fatto con un'ordinanza d'urgenza che resterà in vigore fino al 15 ottobre. Non sarei mai voluto arrivare a predisporre un'ordinanza, ma gli anni stanno cambiando, ahimè. Purtroppo siamo di fronte ad azioni estremamente maleducate, poco rispettose della giusta convivenza che si deve apportare un pochino dappertutto. Diciamo che la montagna deve essere rispettata la comunità, devono essere rispettati i cittadini. Vietato perciò sdraiarsi sui gradini dei monumenti, nei parcheggi, sulle strade o sulle soglie degli edifici quando questo provoca intralcio o degrado. Stop anche a mangiare, bere, lavarsi o dormire in condizioni ritenute palesemente indecorose o tali da arrecare disturbo. E giro di vite anche sulle mise. Vietata la circolazione o la sosta con un abbigliamento manifestamente contrario al pubblico decoro e alla comune decenza. Ci sono in questo momento, stiamo vivendo delle situazioni di forte imbarazzo, per cui con questa ordinanza do di fatto la possibilità agli agenti della Polizia Municipale di poter intervenire in virtù di una legge ben specifica e di un'ordinanza appunto che gli consente la possibilità di intervento. Contrastare gli eccessi che danneggiano tutti, l'obiettivo dichiarato, mentre l'assessore Ghezze precisa: non vogliamo fare guerra ai turisti. Nessuna azione contro qualcuno o contro nessuno, sono delle azioni che vogliono imporre il rispetto della giusta convivenza.